Nell'ambito dei festeggiamenti per la storica festa dei Gigli di Barra, il 17 settembre, presso la chiesa della Santissima Annunziata, dove è stata allestita a cura del Gruppo Valori Comuni Barra, la 15ª edizione della Mostra dei Gigli in miniatura, si è svolta la presentazione del libro Napoli 365, con la partecipazione dell'autore, Amedeo Colella. L'autore ha intrattenuto il numeroso pubblico per oltre 2 ore, con una serie di racconti e aneddoti divertenti su personaggi e lingua napoletana. Napoli qual era, ma a un certo punto i tifosi napoletani se ci fa straniare, pensa che pensa, elaboravano lo striscione che ancora oggi, come dire, è considerata la Cassazione, la parola definitiva in fatto di striscioni calcistici. 2 parole, napoletano, Giulietta e non so come. Cioè, massima sintesi, come devo dire. Anche se, secondo alcuni storici, lo striscione comprende, dice, Giulietta era zoccolo e Romeo era ricchione. Perché una puritana del resto di fede. Te sempre la parola su me, da sempre dice, da mettere sempre una puritana. Non sono mancati interventi istituzionali. Don Franco di Gaeta ha sottolineato che, pur non essendo un evento religioso, la festa è profondamente sentita dai cittadini di Barra. Il presidente della municipalità, Fucito, ha ribadito il suo impegno affinché la festa dei Gigli continui a fungere da collante tra il quartiere e la città di Napoli. Lo storico Renzi ha messo in evidenza la mancanza di un museo civico che possa fare da vetrina a un quartiere con un passato ricco di storia e bellezza. La professoressa De Matteo, durante il suo intervento, ha sottolineato come gli studenti a scuola vivano intensamente la festa, e come a volte risulti difficile farla comprendere agli insegnanti provenienti da altre zone della città. Via Toledo, la parola in questione era amuina, che Via Toledo sta sempre ammuinata, come corso sedente, non è un po' meno, Via Toledo a tutte ore del giorno. E cosa accade? A un certo punto il telecamera, il microfono e passa uno scugnizzo napoletano, salta fuori il spirito, no? Perché pensi di essere furbo. Io stavo parlando della parola moinare, che se si avvicina il microfono e fa Luto! Bravo, dico grazie, che bravo, avevo rovinato tutta la gente, grazie, sei veramente bravo, che genio. Poi ci penso, no? Io la parola guardate, Luta. Luta è dal latino lutum, che significava nell'antica Roma fango, fagghiglia. A questo punto mi giro e dico ne lutam, che è dal latino letamen, che significava sterco, escremento. Vedete, io e lui ci siamo insultati in latino. Pensate che lingua solenne che noi parliamo ogni giorno. La consigliera regionale della Campania Roberta Gaeta ha voluto testimoniare con la sua presenza la vicinanza delle istituzioni, nonché la sua personale amicizia alla cittadinanza barrese. Lo storico Marino, invece, si è mostrato critico nei confronti del radicale cambiamento della festa, ricordando un passato recente in cui le bande musicali e le canzoni sui Gigli rappresentavano il culmine delle celebrazioni. L'artista Fiscardi ha rimarcato l'importanza di partire dalla musica, dato che Barra vanta una forte tradizione in quest'arte. Il tecnico della festa, Credo, ha spiegato l'importanza della costituzione di una fondazione dedicata alla gestione e alla tutela della festa stessa. A conclusione dell'incontro, i rappresentanti del Gruppo Valori Comuni Barra, Peppe Lamagna e Salvatore Mignano, hanno omaggiato lo scrittore Amedeo Colella con una statuina che lo raffigura mentre tiene in mano un giglio in miniatura. Ha moderato l'incontro la signora Maria Marino.